Inizia il nostro tour, per andare a conoscere i comuni della comunità collinare del Friuli. Beh, diciamo che qua siamo in un luogo molto pittoresco e un luogo d'arte. Siamo nel comune dell'arte, a Coseano, e io sono in compagnia del sindaco, David Buongiorno. Asquini, e vorrei farci dire proprio da lui. Noi siamo in questa meravigliosa piazza, che è la Piazza degli Artisti, che ce ne parli un poco, ci descrivi perché Coseano, 2000 abitanti, poco più di 2000 abitanti, non è grandissima, ma è conosciutissima ed ha anche tantissime peculiarità nascoste che noi vogliamo rivelare. Grazie Elena, buongiorno a tutti. Beh, Coseano è diventato il comune dell'arte ormai già da 6 anni, quindi insomma siamo già diventati abbastanza noti in tutto il Friuli, ma anche oltre. Chiaramente per la nostra rassegna d'arte che si chiama Premio Arte Coseano, che avviene a settembre ormai da 25 anni, quest'anno infatti proprio il 25esimo anno, ma anche per altri motivi. Innanzitutto perché c'è un corollario di manifestazioni che avvengono tutto l'anno e che da un po' di tempo hanno preso il nome di Aspettando Premio Arte Coseano, quindi concerti, per esempio presentazione di libri e molte altre diciamo opere che vengono ritenute valide proprio dall'amministrazione per poi lanciare Premio Arte Coseano. Qua siamo proprio in Piazza degli Artisti, che si chiama non Piazza dell'Arte come all'inizio avevamo pensato, ma abbiamo pensato proprio di fare un luogo dove gli artisti siano a casa loro e soprattutto dove la piazza sia proprio degli artisti, non soltanto del concetto dell'arte. E questo ha fatto sì che effettivamente molti artisti anche abbiano regalato, donato o altri ancora chiaramente abbiamo acquisito con dei soldi privati e poi magari faremo anche un punto su questa cosa, delle opere d'arte di chiarissimo valore addirittura internazionale. Abbiamo infatti, grazie alla zona industriale e anche a molti altri benefattori che credono nell'arte, abbiamo creato una specie di unità di intenti tra i privati, il pubblico e l'arte stessa, per cui appunto qui a Coseano l'arte è veramente di casa. E questa piazza in autunno, questo paese, questo comune si anima degli artisti che dal vivo fanno le loro opere, quindi c'è la possibilità anche di vederli proprio all'opera. E dopo parleremo con l'ideatore, di questo meraviglioso premio che ci spiegherà un po' più nel dettaglio com'è. Però io adesso vorrei, scoprire piano piano, perché noi ci recheremo proprio lì nei posti, scoprire le peculiarità di Coseano, che non sono solo questa piazza e questo posto, ma c'è dell'altro dove noi ci recheremo e magari se ce lo vuoi anticipare. Certo, beh, insomma, Cosiano chiaramente è un paese che al tempo era agricolo, adesso è diventato sia industriale, per una zona industriale molto importante, e sia ancora in parte chiaramente agricolo, ma ci sono anche delle peculiarità molto importanti, in particolare per esempio i percorsi ciclistici che attraversano la nostra zona collinare e soprattutto i grandi progetti che abbiamo anche per il prossimo futuro, progetti tra l'altro anche già finanziati dalla regione, la quale crede molto in Coseano. Per esempio, un percorso interessantissimo che sta appunto nascendo ora, è il percorso che collegherà la Villa Manin di Passariano alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele, passando proprio attraverso il nostro territorio, il nostro comune, che è al limite tra la zona collinare e la zona del Medio Friuli. Passando nel nostro territorio si avrà quindi la possibilità di vedere il torrente Corno e tutta la flora e la fauna chiaramente che caratterizza proprio questo bellissimo territorio naturalistico. Oltre a queste ci sono chiaramente anche delle peculiarità artistiche molto più antiche dell'amministrazione insomma di Coseano, che vedono parecchie chiese, chiese votive e addirittura degli affreschi che sono molto importanti. Una altra caratteristica che si collega al passato storico del nostro comune sono gli insediamenti romani. Abbiamo circa 32 siti archeologici, sono quelli chiaramente certificati, probabilmente ce ne sono anche molti altri. E l'ultimo scavo è avvenuto circa una decina di anni fa, abbiamo scoperto una necropoli intera a Cosianetto, che è accanto anche a una villa romana del IV secolo, e proprio in quel contesto lì abbiamo
trovato con dei volontari, tra l'altro, quindi nota di merito, abbiamo trovato una moneta romana appunto del IV secolo che raffigura il dio Apollo. Dio Apollo, ricordo, il dio dell'arte, ma il dio anche della musica e in generale, insomma, dell'arte stessa. Quindi chiaramente, insomma, c'è un collegamento con Premio Arte Cosiano, tanto che il premio più ambito, cioè il primo premio di Premio Arte Cosiano, è proprio raffigurato dalla moneta stilizzata del dio Apollo. Che quest'anno è diventata anche un biscotto buonissimo, un Esatto, dolce, un'esclusiva proprio, che è stata esatto. gradita molto. E io passerei per dichiarazione veloce a Giampaolo Calavora, l'assessore alla cultura del comune di Coseano, che ci racconterà 2 parole sul premio. Ci stiamo avviando verso la 25ª edizione del Premio Arte Coseano, un quarto di secolo, un percorso importante e io sono in compagnia, dell'artista e dell'assessore alla cultura del comune di Coseano, Giampaolo Cravora, che poi è anche l'ideatore e quello che ogni anno porta avanti sempre con grandissime novità questa meravigliosa iniziativa che è diventata a livello nazionale ed internazionale. Sì, grazie Elena. Effettivamente quest'anno tagliamo il traguardo dei 25 anni, stiamo già progettando delle cose che adesso non posso dire qui, ma perché sono ancora segrete, diciamo, e una manifestazione che ormai ha un peso veramente internazionale, detta in 2 parole, arrivano circa ogni anno circa un 100-150 artisti da tutta l'Europa e dell'Italia che si distribuiscono in tutte le vie e le piazze del paese ed è in realtà è un grande concorso tra di loro, c'è sempre una giuria anche internazionale che poi alla fine della giornata decreta i vincitori. I quadri, diciamo, segnalati e i quadri, diciamo, vincitori vengono acquisiti dall'amministrazione comunale. Ci troviamo ormai più di un centinaio di opere, per cui una grossa collezione d'arte che noi cerchiamo sempre anche di anno in anno di catalogare al centro di catalogazione Villa Manin, per cui in teoria è una collezione che fa parte anche della regione Friuli Venezia Giulia, questa cosa qua. Quest'anno la manifestazione è programmata per il 22 settembre. Ecco, noi ci troviamo davanti è un'opera anche questa. Ce la racconti? La capsula del tempo. Sì, la capsula del tempo l'abbiamo ideata durante la pandemia perché noi non volevamo interrompere questa manifestazione che da 25 anni ha questo seguito. E cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati di creare questa scultura, questo cubo che voi vedete, all'interno del quale c'è una capsula del tempo. Abbiamo invitato gli artisti che normalmente partecipano alla rassegna internazionale d'arte e circa un'ottantina di loro ci hanno regalato delle opere che noi abbiamo chiuso nel 2021 all'interno di questa capsula e questa capsula verrà riaperta esattamente fra 100 anni, il 19 settembre 2121. All'interno ci sono circa un'ottantina di opere, anche scritti e video della popolazione del nostro comune. Grazie Paolo e adesso vi portiamo negli altri luoghi di interesse che vi avevamo promesso. Abbiamo attraversato meravigliose colline, siamo in primavera, panorami splendidi, abbiamo visto alberi in fioritura, veramente panorami mozzafiato. E io mi trovo in compagnia del primo cittadino, Gabriele Contardo, che ci ha ospitato qui per raccontarci le peculiarità di questo favoloso territorio. Tra l'altro noi siamo nella sala consigliare del comune, ma c'è un motivo, perché alle nostre spalle c'è un meraviglioso dipinto del Poz, giusto? Giusto, buongiorno, benvenuti. Innanzitutto benvenuti a Rive d'Arcano. Siamo nel centro della collina friulana, siamo anche al centro della comunità collinare del Friuli, quindi la collina fa da denominatore comune per quanto riguarda il paesaggio ed è, diciamo, l'elemento caratterizzante questo territorio. In qualche modo vi diamo il benvenuto simbolicamente con il castello di Arcano Superiore alle spalle, che
risulta essere forse l'edificio storico più conosciuto del nostro comune. Non è il solo, non è l'unico, però credo che il castello di Arcano Superiore di origine medievale è in qualche modo il nonno, il patriarca storico di questo territorio con le sue forme, le sue linee, la sua storia, i suoi sassi. E per quanto riguarda le peculiarità di questo bellissimo territorio, noi poi ci recheremo personalmente in un posto incantevole, del quale non vi do anticipazione perché ci andiamo di persona e ve lo faremo vedere. Adesso, tra l'altro, come vi avevo detto prima, ci sono delle bellissime fioriture. Però io chiederei al sindaco quali sono, se dovesse venire un turista a Rive d'Arcano, i posti di interesse più importanti che ci sono per ingolosire, per attrarre, a parte ovviamente uno l'abbiamo già citato, che è quello più importante. Certamente, beh, innanzitutto il territorio di Rive d'Arcano lo possiamo suddividere in due zone distinte, la parte collinare e la parte che scende verso la pianura friulana, dove la collina è meno evidenziata, e quindi una parte nord, che è quella del castello di Arcano Superiore, quella del Forte Corroncone, e quella del paesaggio boschivo, dei corsi d'acqua, e una parte un po' più a sud, che è un po' il centro economico del nostro comune, con le frazioni di Rigotta, Rodano Basso e Rodano Alto, che poi scende verso Coseano e che quindi così lascia un po' le colline alle sue spalle. Quindi innanzitutto abbiamo due zone ben definite, una zona nord e una zona sud. La parte più appetibile forse per il turista è sicuramente la parte nord, la parte caratterizzata dalle colline dell'anfiteatro morenico di origine glaciale. Ed è lì che poi si trovano fondamentalmente i siti più importanti storici del territorio. Del castello abbiamo già parlato, castello di Arcano Superiore di origine medievale, splendidamente tenuto, conservato dalla famiglia Taverna Tedesco, che apre le sue porte in occasione di eventi oppure anche di concerti, oppure anche di giornate dedicate appunto a castelli aperti. Sempre all'interno della parte collinare c'è un altro sito, in questo caso di proprietà comunale, che è il Forte Corroncone, che forse in qualche modo è il gemello storico, per importanza, al castello. Forte di Corroncone, che risale prima della Grande Guerra, costruito tra il 1909 e il 1912, di cui magari poi potremo approfondire alcuni elementi, ed è un manufatto possente che è incastonato all'interno delle colline. C'è un po' questo fascino tra il paesaggio e questo enorme manufatto costruito per scopi militari che sembra quasi uscire dalle colline con i suoi metri e metri di mura possenti. Naturalmente, come poi tutti i comuni, abbiamo anche degli elementi architettonici interessanti di tipo religioso. Questo è pacifico. Abbiamo delle chiesette storiche, in primis la Pieve di San Martino, che risale subito dopo l'anno 1000. Poi i comuni friulani, direi che l'importanza degli edifici religiosi è ovviamente tangibile, perché abbiamo all'interno del territorio alcune chiesette antiche di notevole pregio, in primis la Pieve di San Martino, che è qui a Rive d'Arcano nel capoluogo, che faceva proprio da pieve sul territorio che era praticamente esistente fin dall'undicesimo secolo. Poi abbiamo la chiesetta di San Giorgio ad Arcano Inferiore, un'altra chiesetta che guarda proprio verso le colline del San Danielese. Abbiamo la chiesetta di Madonna della Neve, che è la chiesa del castello, un altro piccolo gioiello incastonato dentro le mura del castello di Arcano Superiore, e poi una chiesetta di San Mauro, che sta alle pendici del castello e pare fosse sul sito di un castello anteriore a quello esistente. Sono tutti elementi architettonici religiosi che conservano ancora molte tracce della loro storia e che sicuramente meritano una visita. Ecco, perché sappiamo molto bene che questi sono poi i posti anche più apprezzati dai turisti, perché la nostra storia, la nostra cultura, tutto quello che noi in Friuli abbiamo e dobbiamo mostrare, far vedere, perché sono cose di pregio, sono cose molto belle che fanno parte anche del nostro bagaglio culturale e del nostro bagaglio storico.
Parliamo anche di food, di enogastronomia, perché queste sono zone anche molto conosciute da questo punto di vista. Beh, sì, come in tutte le parti d'Italia, anche qua possiamo trovare sicuramente delle specialità gastronomiche di notevole interesse. Beh, innanzitutto il vino, siamo comunque terra di vino, sono presenti sul territorio almeno due cantine importanti, di cui una delle due è di produzione biologica. Un tratto caratterizzante comunque è il pane, i cereali. Infatti qui a Riva d'Arcano abbiamo un forno storico che lavora il biologico, lavora le farine biologiche e fa un pane da tantissimi anni che è esportato addirittura fino a Trieste è conosciuto, e questo è per palati fini, cioè un pane meraviglioso assieme ad altri derivati dalle farine che insomma sta portando così questa piccola specialità di Riva d'Arcano veramente anche nelle altre province del Friuli Venezia Giulia. È ovvio che le specialità no gastronomiche ben si sposano anche con il paesaggio, perché se è vero che abbiamo edifici storici molto interessanti, d'altra parte però credo che quello che fa un po' da traino è il paesaggio, sono le colline e i corsi d'acqua. Infatti è un territorio che è sicuramente molto funzionale alle passeggiate, alle escursioni, a piedi e in bicicletta. Tanto che in questi comuni quest'anno comincerà una progettazione per tutta una serie di tratti di ciclovie che sicuramente daranno ulteriore stimolo al turismo slow, in maniera tale che questi territori, non solamente il nostro, ma anche comuni vicini, cito ad esempio Coseano, vengano in qualche modo portati all'attenzione anche di quei turisti che magari dal nord, dall'Austria, dalla Slovenia, scendono qua in bicicletta. E quindi è proprio questo l'importante, no? Questo è Per stimolare il importante, turismo sì. di prossimità. Quindi noi abbiamo questi elementi che in qualche modo devono essere messi in relazione, e cioè le realtà storiche, gli edifici storici, il paesaggio e le realtà enogastronomiche. E questo forma un trittico, forma un tris veramente d'assi che poi diventa funzionale e arricchente per il territorio e per il turismo. E noi adesso vogliamo portarvi a vedere, a conclusione di questa breve intervista, vogliamo portarvi in un posto molto bello e molto suggestivo. Vi avevamo promesso una chicca, una cosa in esclusiva solo per voi, e noi siamo davanti a questo meraviglioso campo di tulipani, e direte: tulipani, qui a Rive d'Arcano. Ce lo può spiegare il nostro sindaco. Beh, si può veramente dire che un pezzo di Olanda è atterrato qui a Rive d'Arcano. Beh, da 3 anni Gabriella, che è una signora olandese, ha lanciato un po' questa proposta che sta riscuotendo un successo clamoroso, ovvero sia un intero campo di tulipani originali dall'Olanda, qui nel posto credo più bello del comune di Rive d'Arcano, perché abbiamo alla mia destra il castello di Arcano Superiore, il campo di tulipani alle spalle, di fronte c'è la chiesetta medievale di San Mauro e alla mia sinistra c'è il torrente Corno con lo scolmatore. Quindi veramente i tulipani abbracciano un paesaggio meraviglioso tra colline, le acque del torrente Corno, la storia del castello di Arcano e la chiesetta, una dei punti nevralgici religiosi del nostro comune. Ed è veramente un'esplosione di colori. La gente in questi 2 anni si è letteralmente entusiasmata, bravissimi titolari a lanciare un po' questa proposta perché è un'autentica novità. Qui vengono gli appassionati di tulipani a raccogliere i fiori, vengono ovviamente a passeggiare, scoprono questo paesaggio che credo sia unico. Siamo nel cuore del Friuli collinare e guardiamo anche San Daniele da lontano con i suoi campanili e naturalmente con la bellezza che San Daniele stesso ha, perché noi ci riconosciamo molto in San Daniele perché della Collinare è il paese più grande, più importante, senza nulla togliere agli altri, e quindi credo che qui territorio, degustazioni, paesaggio, tranquillità sono veramente i valori forti per chi vuole trovare pace e passare anche 2 giorni di vacanza lieta in Friuli.
Grazie a Gabriele Contardo, il primo cittadino di Rive d'Arcano, per averci dato uno spaccato così meraviglioso di questo territorio così ricco di bellissime cose e, come potete vedere, anche di splendide iniziative che abbiamo il piacere di darvi in esclusiva. Vi aspettiamo in questo magnifico territorio a Rive d'Arcano. Vi aspettiamo. Ciao. Fra i luoghi più belli e più suggestivi del Friuli non possiamo non parlare di Moruzzo. Siamo in un comune della comunità collinare e io sono in compagnia della sindaco Albina Montagnese. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno Elena. Alla quale, tra l'altro voi come potete vedere c'è un panorama meraviglioso, oggi è una bella giornata, abbiamo voluto approfittare di questa meravigliosa giornata perché, come potete vedere, si vede il mare. Noi siamo in un posto dal quale si vede il mare e siamo in collina. Allora, raccontaci un po', se qualcuno volesse venire a Moruzzo a scoprire le sue meraviglie, le sue peculiarità, cosa consiglieresti, Albino? Beh, allora, la domanda, diciamo, intanto grazie per l'intervista, e la domanda è un attimino imbarazzante, perché secondo me qui ci sarebbe veramente l'imbarazzo della scelta. È un comune, come hai già anticipato tu, bellissimo, oltre a vedere il mare così, a nord si vedono le nostre splendide montagne, siamo a 275 metri sopra il livello del mare, siamo una delle prime zone collinari che si possono trovare arrivando da Udine, oltre al capoluogo con questa piazza, diciamo, questa terrazza oserei dire, più che piazza sul nostro bel Friuli. Insomma, il capoluogo è una zona che può essere tutta quanta esplorata, poi ci sono delle frazioni, Brazzacco, Santa Margherita, Alnico, Modotto, che sono anch'esse dei luoghi bellissimi da esplorare, in particolare Santa Margherita, dove abbiamo, turisticamente anche parlando, abbiamo una bellissima pieve con la cripta del VI secolo d.C. Abbiamo, diciamo, una villa dove nei primi anni del 1900 è stata la sede, diciamo, della scuola dei Merletti, fondata da Coras Locum, Savognin di Brazzà. Per ritornare a Moruzzo poi abbiamo questo splendido colle con in cima il castello, che insomma contraddistingue quello che è il nostro comune. Nella zona nord di Moruzzo, poi andando verso Colloredo, abbiamo una zona magnifica sotto il punto di vista naturalistico, con prati stabili, con delle strade nelle quali si possono fare delle cabinate bellissime, diciamo a contatto con la natura. Noi poi come amministrazione, per fare in modo insomma di attrarre sempre di più persone, e vi dico che qui il sabato e la domenica, ma anche durante tutti i giorni della settimana, il comune è veramente molto frequentato. Abbiamo, diciamo, ripreso in mano e abbiamo diciamo rimessi a nuovo dei percorsi naturalistici. Uno di questi è il sentiero Stringertaccoli, si chiama così perché collega i comuni di Moruzzo col comune di Martignacco e un lembo anche costeggia il comune di Fagagna. Ecco, è un sentiero bellissimo che, partendo da Santa Margherita, ti permette a 3, diciamo, percorsi. Quello, diciamo, completo è della lunghezza di 17 chilometri, poi ce ne sono 2 più corti, uno da 11 e uno da 7, ma che ti permettono, ecco, di visitare tutto il nostro territorio con una cartellonistica dedicata e con dei QR code che, inquadrandoli, insomma, ti danno delle spiegazioni del nostro territorio.
Oltre insomma alla parte naturalistica e turistica, diciamo ci sono le attività produttive, ne abbiamo diverse, qui produciamo uova con galline allevate all'aperto, si produce il miele, ci sono aziende agricole, vitivinicole, insomma, tante di queste realtà le pubblicizziamo sul nostro sito, gestito dalle associazioni, che si chiama Vivi Moruzzo, quindi vi invito. E poi approfitto anche di questo per dirvi che insieme alle 2 pro loco locali, collaboriamo nella realizzazione di molti eventi. Sicuramente il prossimo evento a Santa Margherita il 6 e il 7 di aprile per Castelli Aperti. Per Castelli Aperti, i visitatori avranno la possibilità, con delle visite, con degli esperti, insomma volontari del luogo, di visitare tutto il borgo e anche la chiesa con la cripta, oltre a un giardino splendido. Questo sarà in collaborazione ovviamente col Consorzio dei Castelli, la Pro Loco di Brazzacco e il gruppo degli alpini di Alnicco. Il 19 maggio su questa splendida piazza si svolgerà la festa di primavera, che abbiamo iniziato nel 2008, dopodiché tempo permettendo non abbiamo mai smesso, si svolge sempre la terza domenica di primavera. Su questa spiaggia, su questa terrazza ci saranno, e in tutta la piazza ci saranno tantissimi stand per la produzione di prodotti artigianali e anche prodotti locali, e sarà possibile visitare degli splendidi giardini aperti, perché che saranno aperti per l'occasione, e anche questa è una realtà, diciamo, che ci contraddistingue. Ecco, abbiamo degli amanti del verde e dei fiori, che ecco, e quindi e della natura, che insomma in quella giornata aprono i loro tesori, e diciamo che se la giornata è bella, il tempo è bello, abbiamo migliaia di visitatori. Ecco, saranno a disposizione sulla piazza dei pullman, che verranno messi a disposizione in maniera gratuita, che porteranno i visitatori a visitare tutti questi giardini sparsi nel nostro territorio. Ecco, veramente invito a venire a visitare il nostro comune anche in queste occasioni, perché merita. Ecco. Grazie Albina Montagnese, sindaco di Moruzzo. Non c'è null'altro da aggiungere. Noi in questa piccola trasmissione abbiamo cercato di riassumere molto brevemente, ma c'è un mondo da vedere qui a Moruzzo, e quindi vi invitiamo a venire, perché in questo gioiello incastonato fra il mare e i monti c'è veramente tutto, e di tanto bello e di meraviglioso da scoprire e da amare. Grazie e un saluto a tutti. Grazie, un saluto a tutti anche da parte mia. E continua il nostro meraviglioso ed entusiasmante viaggio nei comuni della comunità collinare del Friuli, e ci troviamo in quello che forse è il più caratteristico, sia per come è strutturato, siamo proprio sulla collina, e c'è un bellissimo castello, un castello che è conosciutissimo. Siamo a Colloredo di Montalbano e siamo in compagnia del sindaco di Colloredo, Luca Ovan. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi, grazie di essere venuti a trovarmi, e sono veramente felice e orgoglioso di portare avanti e presentare il mio territorio come primo cittadino in questo momento. Ed è un piacere per noi essere qui con te, e adesso ti faremmo la tipica domanda, quella proprio che ti farebbe qualsiasi turista o potenziale tale. A parte ovviamente abbiamo citato il castello, ma Colloredo ha tantissime altre peculiarità. Perché venire a visitare Colloredo? Venire a visitare Colloredo principalmente per la grande questione della storia che è Colloredo. Noi abbiamo 3 castelli, di cui una grande villa, il castello di Colloredo del 1500, la Torrata di Meles del 1100 e anche il castello di Caporiaco del 1200. In più abbiamo 12 chiesette, tutte ristrutturate
col territorio e tutto, che c'è anche una cartina del comune di Colloredo dove c'è tutto l'itinerario. Abbiamo 8 lavatoi e in tutto questo contesto qua abbiamo a chilometro zero tante aziende che convivono in maniera eccezionale con il nostro turismo, con la nostra cultura, dove si possono comprare prodotti autoctoni. Ecco, parlando proprio dei prodotti autoctoni e quindi dell'enogastronomia di questo territorio, in cui come hai citato tu adesso America, quali sono quelli più richiesti, quelli che caratterizzano proprio questo territorio? Beh, sicuramente il nostro territorio è nato dalle mucche, è nato dai maiali, è nato ultimamente, siamo anche la città della lumaca da 10 anni a questa parte, ambito Cherasco, che abbiamo l'allevamento più grande e anche del Triveneto, e anche abbiamo anche nel negozio che vendono sia lumache ma anche crema per farsi belli, per tenersi in forma. Infatti mi vedete che sono in forma. Confermo, molto in forma. E soprattutto c'è una questione proprio non posso dire adesso i nomi delle aziende e tutto, ma se uno viene a Colloredo è ben messo in evidenza tutti i vari negozi che vendono questi prodotti a chilometro zero. Gran parte conigli, carne di manzo, carne di maiale, anche con ottimi prezzi e ottima qualità. Ecco, dal punto di vista delle attività, ecco, quali sono le attività che voi fate, gli eventi, le iniziative? Oh, tra l'altro Colloredo ha la sede proprio qui, proprio il Castello di Colloredo, c'è la sede della comunità collinare del Friuli, i 16 comuni di cui ne fanno parte, che hanno tantissime iniziative, cioè si è creata questa bella rete, no? Certo, Una rete molto certo. molto bella di comuni che collaborano insieme e fanno anche delle bellissime iniziative tutti insieme. Sì, questo sì, io proprio sono orgoglioso di questo perché già da quando ero vice sindaco, esattamente 20 anni fa, prima volta che sono stato vice sindaco, siamo riusciti a costituire la consulta della cultura dei 15 comuni, adesso sono diventati 16, e facciamo tante cose assieme, ma soprattutto abbiamo una grande questione di cultura qui a Colloredo, anche con gli assessori precedentemente. Prima ero io 10 anni fa come assessore alla cultura, adesso ho Paola Molinaro che sta portando avanti dei progetti veramente favolosi, che ha portato ancora meglio e più di cultura a questa realtà, dove abbiamo le questioni di Politonievo, abbiamo le questioni di Hermes di Colloredo, e vi dico anche una chicca, che adesso la casa dove è nato Hermes di Colloredo col PNRR è stato finanziato e verrà ristrutturata e verrà messa a posto insieme con la chiesetta, per cui Colloredo penso, e anche con con termine del castello di Colloredo, penso che fra 3-4 anni veramente sarà una chicca di venire a visitare. E quindi abbiamo anche questa novità che voi non sapevate e noi ve la diamo in esclusiva. Quindi cosa possiamo dire? Venite a visitare Colloredo di Montalbano. E io dico solo questo. Ehm, è una zona molto particolare perché non è facile far convivere i nuovi cittadini con la realtà contadina, col fatto delle piccole industrie, ma io posso dire di questi anni, di 10 anni di vice sindaco, 10 anni di sindaco, ho sempre avuto delle persone che hanno capito, hanno risposto in maniera propositiva e anche in certe sì o no hanno capito il problema. Per cui Colloredo è un paese veramente tranquillo, di un bel futuro. Voglio fare anche una piccola critica però, soprattutto costruttiva. La gente che viene a abitare qua, che è sempre di più, fatevi conoscere, entrate all'interno di questo grande paese, di questa grande cultura. Non fatelo solo come dormitorio, abbiamo bisogno di tutti per continuare a portare avanti le nostre tradizioni. E questo è un appello molto molto bello che arriva proprio dal primo cittadino del comune di Colloredo,
Quindi la collaborazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del comune. Bellissimo. Io con questo saluterei tutti perché è un appello bellissimo e vi aspettiamo quindi in questo meraviglioso posto a Colloredo di Montalbano. Grazie a Luca Ovan, il sindaco. Grazie a voi, molto gentili. Un saluto a tutti. Ciao Grazie. ciao. Ciao.